Principio 4. Pro-Mosaic significa dialogo tra culture e religioni. Secondo Pro-Mosaic, la dimensione dialogica della vita umana dovrebbe concentrarsi su due dimensioni principali che determinano gli esseri umani in modo fondamentale. Queste dimensioni principali sono la cultura e la religione. Nel senso più ampio del termine, per cultura intendiamo tutti i risultati e tutti i valori ottenuti dall'essere umano. In questo senso, la cultura comprende tutta l'eredità che ha lasciato l'essere umano in tutte le comunità a livello globale in termini di valori e realizzazioni e che continua a lasciare oggi. Visto che questo termine può essere difficilmente incluso al singolare a causa della sua eccessiva complessità e differenziazione interna, diventa un polilogo, un'espressione di valori e conquiste al plurale e si riferisce a diverse comunità e ambiti culturali diversi che si conoscono a vicenda, si respingono, si combattono, si riconciliano, si evitano o iniziano un dialogo per risolvere i loro conflitti. Quindi, a nostro avviso, il dialogo comprende anche le forme negative dei conflitti che caratterizzano le relazioni tra le diverse culture. Dunque, ci occupiamo anche di guerra, razzismo, sionismo, antisemitismo, islamofobia, discriminazione e aggressioni, pregiudizi e odio, violenza e incomprensione come forme del dialogo negativo fra le culture. Questo rende più facile affrontare queste tematiche negative. Infatti, se considero la guerra come un dialogo in senso inverso, accedo più facilmente ai suoi narrativi per ribaltarli, che se escludo la guerra come la forma più violenta del dialogo interculturale. Lo stesso vale per tutte le forme di violenza tra individui e gruppi di persone che provengono da culture diverse. Secondo Pro-Mosaic, la religione in senso etimologico comprende un'area della cultura che include tutti gli atteggiamenti verso il trascendente, compreso l'ateismo. In questa concezione, però, la religione non è vista né esclusivamente come rivelazione in senso cristiano, né esclusivamente come din in senso islamico, ma comprende il legame instaurato o meno dall'essere umano dal basso verso l'alto con la dimensione trascendente nel senso più ampio del termine. La dimensione del trascendente può essere il nulla, il Dio unico o anche una pluralità di dei. Il trascendente può anche essere qualcosa di indefinito, in senso agnostico. La religione è la mia relazione personale con questa dimensione del trascendente. Ma la religione è anche un'istituzione, il prodotto di uno sviluppo storico di questo rapporto tra una comunità e il trascendente. E questa storia comprende un ampio spettro del dialogo tra le religioni in senso lato, dalle guerre di religione agli scambi costruttivi tra le comunità religiose. Come per quanto riguarda il concetto della cultura, Pro-Mosaic, anche per quanto riguarda quello religioso, ingloba qualsiasi rapporto tra le religioni, dalle guerre di religione e il terrorismo di matrice religiosa fino allo scambio dogmatico, etico, soteriologico e sociologico tra le comunità religiose in un contesto dialogico. La religione viene anche criticata quando assume la forma di un'istituzione creata dall'uomo per opprimere gli altri, o quando la religione funge da pretesto per giustificare ed esercitare violenza, come nel caso della jihad male interpretata, delle mutilazioni genitali, delle crociate. Ci opponiamo anche a ogni tipo di oppressione sessuale nel nome della religione, come avviene ad esempio nella dottrina cattolica. E ci opponiamo anche a qualsiasi religione che ignora la violenza, come accade ancora nella Chiesa cattolica quando si tratta di affrontare gli abusi sui minori. Inoltre, ci opponiamo anche a qualsiasi religione che ignori completamente i diritti delle donne, come nel caso dell'induismo nel suo trattamento delle vedove e dell'uccisione dei feti di sesso femminile. Sottolineiamo inoltre sempre come la cultura e la religione come istituzione siano prodotti umani che non possono presumere di essere perfetti o migliori di altri. Il nostro compito nel contesto del dialogo fra le culture e le religioni è quello di promuovere la tolleranza autentica. E la tolleranza autentica consiste nella rinuncia alla condanna dell'altro,
ma non nella rinuncia alla condanna di azioni che devono essere condannate, senza però condannare l'attore in quanto essere umano, ma solo le sue azioni. Il dialogo non deve includere il perdono automatico o forzato, ma piuttosto una sospensione del mio giudizio. Non devo perdonare, ma posso e mi spetta la libertà di perdonare. E posso anche mostrare i limiti della mia tolleranza. Posso anche ammettere apertamente i limiti del dialogo se non riesco a superare una determinata linea, perché essa segna il punto di arrivo della mia tolleranza, che finisce qui e non può essere ampliata oltre. Ecco in cosa consiste il senso vero e proprio di un dialogo serio. Se fingo di tollerare tutto e tutti, ad un certo punto inizio ad ignorare le differenze, rischiando di cadere nella pseudo-tolleranza in cui, tutto d'un colpo, siamo tutti uguali e ci comprendiamo tutti senza volerci conoscere. Vi sono delle cose che non si possono tollerare e ci sono anche dei punti di vista e opinioni che non si possono tollerare perché sono misantropici. Tuttavia, questi punti di vista non vengono esclusi dal dialogo, ma rientrano nell'ambito del dialogo in senso negativo. E noi, di ProMosaic, conduciamo questo dialogo negativo con tutti i rappresentanti delle ideologie che a nostro avviso disprezzano la dignità dell'essere umano. Si tratta di ideologie quali fascismo, sionismo, colonialismo, militarismo, antisemitismo, islamofobia, radicalismo di destra, imperialismo, razzismo. Per ProMosaic, religione, cultura, politica e società sono strettamente collegate tra loro. Per noi, infatti, l'essere umano è un essere sociopolitico rivolto al tu in senso positivo o negativo e che intrattiene una relazione con il trascendente che, come quella interpersonale, può essere negativa o positiva. Il risultato consiste in due linee, una orizzontale che contiene tutti i punti intermedi tra guerra e pace e una verticale che include tutti i momenti intermedi tra l'ateismo e la fede religiosa.